Bentornati alla nostra edizione straordinaria sull'emergenza coronavirus, con la quale vi stiamo raccontando e informando su quanto accade nel Veneto in questi giorni, davvero difficili per tutti noi. Prima di tutto vi chiediamo se avete foto, video di quella che è la vostra quarantena, di quello che è il vostro periodo di permanenza in casa, perché naturalmente vi ricordiamo che dobbiamo stare a casa per evitare di diffondere il contagio. Potete mandarceli al 340 321 8379, il numero che vedete in sovrimpressione, come WhatsApp o come SMS. I messaggi passano tutti, li mandiamo tutti quanti nella fascia che vedete scorrere nella parte bassa del televisore. Le domande le portiamo qui in studio e rispondiamo a quelle a cui possiamo rispondere. A quelle a cui non possiamo rispondere perché sono troppo tecniche o perché esulano da quelle che sono le nostre conoscenze, le passiamo a chi di dovere. Per tutto quello che riguarda foto e video li mandiamo in onda. Per esempio ci è arrivata questa bellissima foto di questa bambina piccola con scritto "andrà tutto bene", e se ce lo dice lei con il suo arcobaleno ne siamo sicuri. Non va invece tanto bene dal territorio per quanto riguarda il rispetto di quelle che sono le norme che tutti dobbiamo adottare in questi giorni per evitare la diffusione del contagio. Arriva un comunicato stampa ufficiale dalla Prefettura di Vicenza. Abbiamo i dati dei controlli fatti dalle forze dell'ordine. Sono state controllate 895 persone, sono state denunciate 44 persone perché se ne andavano in giro senza che ce ne fosse la necessità. Abbiamo una persona denunciata per altri reati e 0 persone arrestate, che insomma si spera di non dover arrivare agli arresti. Sono stati controllati poi 159 esercizi commerciali e sono stati denunciati, è stato denunciato un solo titolare di un esercizio commerciale, sono stati sanzionati con una multa, un esercizio e 0 sospensioni. Allora, il dato che riguarda le persone denunciate non è buono, non va bene, perché 44 persone vuol dire che c'è troppa gente in giro, vuol dire che se queste 44 persone sono state denunciate dalle forze dell'ordine non dovevano trovarsi in giro in quel momento. Per quanto riguarda invece il dato degli esercizi commerciali controllati, perché ricordiamo che possono restare aperti solo gli alimentari e le farmacie e altre tipologie di negozi inseriti nei decreti, generalmente però i negozi sono quasi tutti chiusi. Chi fa cibo per asporto con consegna a domicilio può restare aperto e si stanno moltiplicando in queste ore anche da parte dei comuni le modalità di informazione di cittadini, delle pizzerie, dei ristoranti, di chi fa cibo per asporto con consegna a casa. Quindi insomma la situazione si sta stabilizzando. Vediamo che un solo esercizio commerciale nel Vicentino multato perché teneva aperto senza poterlo fare è comunque un buon dato. A tutti quelli che si chiedono se possono andarsene in giro, rispondiamo prima di tutto le regole, poi il buon senso. Allora, buongiorno, volevo sapere se rimanendo fuori all'aria aperta senza contatto con altre persone si può prendere il virus, dice una persona, un nostro telespettatore che ci scrive al numero che vedete in sovrimpressione. Questa è una domanda alla quale i medici hanno già risposto molte volte, perché naturalmente ci sono delle distanze di sicurezza da tenere. C'è il famoso droplet, che è la distanza entro la quale il virus che viene espulso da un organismo con l'aerosol, quindi con la sospensione di saliva e umidità che si porta appresso appunto il virus, oltre al quale non può influire il virus. La vera domanda è perché dobbiamo restare all'aria aperta, e a questa domanda si risponde così: si sta fuori solo per necessità. Moltissimi sportivi ci chiedono: ma perché non posso fare sport? Aspettiamo, portiamo pazienza, stiamo in casa, non costa niente stare in casa qualche giorno, stiamo a casa, passiamo del tempo a casa, in famiglia o da soli, con un libro, con i nostri animali, facciamo quello che possiamo per far passare questi giorni. La risposta a questa domanda, rimanendo fuori all'aria aperta, senza contatto con altre persone, si può prendere il virus se si è in un'area completamente vuota, in mezzo a un bosco, in un prato, dove non c'è nessuno.
ovviamente il virus non si può prendere. La vera domanda è il caso che io esca di casa? Chiediamocelo ogni volta che ci viene voglia di varcare la soglia, di andare giù per le scale o di andare fuori. È il caso? Perché lo devo fare? Lo faccio se ne ho effettiva necessità. Ovviamente se qualcuno è talmente fortunato in questi giorni da vivere in un posto che gli permetta di uscire di casa senza incontrare nessuno e di immergersi in una natura incontaminata con prati, boschi, ruscelli, senza vedere nessuno per chilometri, beato lui, e un po' di invidia l'abbiamo tutti. Andiamo a vedere altre domande. Buongiorno, potete spiegare perché i treni continuano a muoversi? Allora, ieri ne abbiamo dato notizia e abbiamo visto che dal governo alle regioni tutti si sono attivati per diminuire il numero dei convogli ferroviari che stanno viaggiando in queste ore. I servizi ferroviari vengono ridotti al minimo, soprattutto il trasporto locale. Il trasporto locale, lo ricordiamo, è davvero falcidiato in queste ore perché deve esserci meno gente possibile per strada. Nei treni è necessario misurare le distanze, è necessario osservare le distanze di sicurezza per il famoso droplet di cui parliamo sempre, quindi anche in treno non si può stare attaccati. Abbiamo visto foto e video di treni e corriere, tram strapieni in queste ore, ma le autorità sono già corse ai ripari e tagliando il numero di treni, tagliando soprattutto i servizi in modo tale che non ci siano assembramenti nelle stazioni, non ci sono più i famosi servizi lounge per le frecce, quindi non si corre più il rischio di rimanere ammassati ad aspettare magari con altre persone, come non si corre il rischio di rimanere su un treno con tantissime altre persone. Gli orari che vengono tagliati sono quelli più inusuali, lo sono le fasce meno frequentate. Ovviamente i treni dei pendolari devono viaggiare perché le persone che devono andare al lavoro devono anche avere la possibilità di recarsi al lavoro. Se non hanno una macchina, che è sempre il mezzo più sicuro in queste ore, lo ricordiamo perché si sta da soli, si sale, si smonta, poi si va a lavorare, il treno viene ridotto al massimo, come pure i bus. La Regione ha dato mandato a chi gestisce i trasporti su gomma e su rotaia, quindi vedremo sempre meno treni. Vediamo, come nonni possiamo accudire 2 nipotini di 2 anni spostandosi da Monselice a Padova per consentire il telelavoro di entrambi i genitori? Ovviamente o si lavora o si seguono i bambini. Anche questo è un enorme problema, lo capiamo, per le famiglie che si trovano a dover gestire situazioni molto complicate. La prima risposta che viene è: state a casa, cercate di fare in modo che i genitori possano il più possibile seguire i figli da soli. A un certo punto però non ce la si fa e bisogna farsi aiutare, però non è detto che uno spostamento non d'emergenza o non necessario per accudire dei nipoti che sono comunque a casa con i genitori possa essere accettato dalle autorità, da un posto di blocco che potrebbe rimandarvi indietro. A questo proposito sappiamo che sono allo studio da parte del governo dei provvedimenti molto molto importanti che permettono il congedo, dovrebbero permettere il congedo parentale per più giorni per chi ha figli piccoli. Vedremo, sono cose che sono in continua evoluzione, sono situazioni che sono davvero in continua evoluzione. E andiamo ancora a vedere, vediamo qualcos'altro che ci arriva, un bellissimo disegno, visto che parliamo di bambini e genitori, ce lo dicono anche i bambini, immaginiamo più piccoli a vedere il tratto e i colori. Io resto a casa. Bene, bambini, restate a casa, ma dovete restare a casa perché le scuole sono chiuse, i vostri genitori restano a casa anche loro. E andiamo a vedere altre domande, ve le leggiamo, ne arrivano davvero tantissime. Allora, buongiorno, noi siamo a casa ma abbiamo un problema. Questa è una domanda che ci hanno fatto in molti, si vede che era un momento questo primaverile di traslochi o spostamenti. Abbiamo comprato casa e dobbiamo lasciare casa in affitto a fine marzo. Il trasloco è un motivo valido per spostarsi? Crediamo che qui a questa domanda possano rispondere le autorità
municipali, anche se vi è normale dire se non avete più l'appartamento, avete staccato tutte le utenze e bisogna andare via, qualcosa bisognerà pur fare, rispettando quelli che sono i dettami di queste ore, rispettando le distanze di sicurezza, evitando di avvalersi al massimo di altre persone. Naturalmente prima o poi da una casa, soprattutto se sono staccate le utenze, bisognerà andare via. Vediamo un'altra domanda. Allora, dopo raffreddore e bronchite avverto un forte mal di testa senza febbre. Ho 70 anni, devo preoccuparmi. Più che chiederlo a noi, e noi giriamo la risposta volentieri e avvertiamo anche eventualmente le autorità sanitarie, ce ne fosse il bisogno. Questa è una domanda che va fatta al medico di base. Qualunque domanda in questi giorni dovesse sorgere, ci sono numeri verdi che poi vi rimandiamo, vi facciamo vedere appena possiamo. Ci sono i numeri regionali, i numeri delle autorità sanitarie, ogni ULSS ha attivato le sue. L'ultimo tratto, lo scambiatore di calore, possiamo dire, fra la filiera sanitaria e il cittadino è sempre il medico di base. Per qualsiasi informazione, soprattutto di questo genere, rivolgetevi al vostro medico di base. Sentite cosa vi dice il medico di base e se avete dubbi, e lo ricordiamo per tutti, se avete dubbi, esco di casa, non esco di casa, vi facciamo vedere il nostro spot, lo spot delle nostre emittenti che abbiamo fatto con il presidente della regione Luca Zaia, che lo dice con parole chiare e tonde, perché magari ve lo diciamo noi, non vi fidate, ve lo dice il presidente della regione, magari vi fidate un po' di più. Ecco il promo, ecco lo spot che facciamo girare sulle nostre emittenti. La vera cura al coronavirus siamo noi veneti con i nostri comportamenti. Una regola per tutti, cerchiamo di restare in casa il più possibile, restiamo in casa, è un impegno che vi chiedo, è un sacrificio, ma lo facciamo per la nostra salute e anche un grande atto di responsabilità e di solidarietà nei confronti di chi non si può permettere di prendersi il coronavirus. Sto parlando degli anziani, parlo dei malati cronici, dei bimbi che sono immunodepressi. Per cui una regola solo, restate in casa e rispettate le regole. Restate in casa, rispettate le regole. Moltissimi telespettatori ci chiedono al numero WhatsApp SMS che vedete in sovrimpressione come si devono comportare con quelli che sono i casi della fede, della religiosità di ognuno di noi. Qualcuno ci chiede: posso andare in chiesa a pregare? La risposta, a mio parere, è: potete pregare benissimo anche da casa, arriverà di sicuro dove deve arrivare la vostra preghiera. Ma, e visto che magari di noi non vi fidate, sentiamo cosa dice il Vescovo di Vicenza su questi argomenti. Carissimi ragazzi e ragazze, genitori, insegnanti, la Quaresima 2020 sarà ricordata anche per l'inedito e imprevisto digiuno dalla scuola che stiamo affrontando. Cari ragazzi e care ragazze, abbiate cura delle vostre giornate. Il presente è sempre prezioso. Non disperdetevi nell'ozio. Anche se lo studio vi risulterà difficoltoso o impedito, prendetevi cura di voi, del vostro futuro, facendo qualcosa che vi fa crescere. Non abbiate paura di vivere qualche momento di silenzio interiore ed esteriore. È importante recuperare il senso del silenzio che spesso manca. Le giornate senza scuola interrogano poi chi ha un ruolo educativo. Le notizie che ascoltiamo ci inducono a guardare al domani con preoccupazione. Chi ha a cuore il futuro dei giovani non può fermarsi a questo. A voi genitori, a voi insegnanti è chiesto oggi il grande compito di saper trasmettere ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze speranza che è colma di fiducia, di coraggio, di forza interiore. Questi giorni rappresentano l'opportunità di dire ai giovani, magari in forme nuove, che la vita merita di essere vissuta perché vi sono delle buone ragioni per viverla. C'è un di più e di meglio che va raccontato, ora più che mai. Vorrei dedicare un ultimo pensiero alle scuole paritarie di ispirazione cristiana. E come i papà e le mamme, anche le nostre scuole si stanno domandando dove trovare le risorse per affrontare questa avversità.
Per questo mi permetto di ricordare alle istituzioni di tentare ogni strada perché tutte le famiglie siano sostenute nel momento in cui viene a mancare un servizio così prezioso come la scuola, ogni scuola. A tutti assicuro la mia preghiera e la benedizione del Signore. Un cordiale saluto a tutti voi. Avete sentito le parole del Vescovo che insomma ricalcano un po' quello che si diceva nei giorni scorsi sulle necessità religiose di ognuno di noi. Per tutte le altre necessità, e tanti ci chiedono posso uscire, non posso uscire, dove vado? La risposta è una sola: state in casa, a meno che non abbiate davvero bisogno di uscire, e ce lo dice anche questa famiglia che vediamo in questa bella foto, arrivata al nostro numero WhatsApp 340 321 8379. La mamma e i 2 bambini dicono andrà tutto bene, lo dicono dalla terrazza di casa loro in piena sicurezza, con un bel disegno fatto dai piccoli. Ce ne arrivano davvero tantissimi. E adesso torniamo a parlare invece di lavoratori, perché tantissime persone ci chiedono ma non siamo tutelati al lavoro, ma al lavoro non ci danno i dispositivi, ma al lavoro siamo troppo vicini. Allora, da una parte ha già risposto Zaia, che dice se le aziende non garantiscono la sicurezza dei lavoratori devono restare chiuse, perché ovviamente in questo momento tutto quello che può essere di aiuto per evitare il contagio deve essere fatto, quindi gli imprenditori devono adeguarsi alle esigenze di un periodo molto difficile per tutti quanti. Dall'altra lo dicono anche i sindacati, che dicono non tutti i lavoratori sono adeguatamente tutelati. Vediamo il servizio. Fabbriche, supermercati, banche, in questi settori la CGIL è pronta a chiamare allo sciopero i lavoratori se i datori di lavoro non metteranno in sicurezza i loro dipendenti, più esposti al contagio per vari motivi. Difficoltà nell'applicazione di misure e strumenti di sicurezza dal coronavirus, assembramenti di clientela, sportelli senza protezioni ed eccessiva domanda di servizi allo sportello, appunto, da parte dei clienti. I lavoratori sono preoccupati e spaventati. Perché è chiaro che se la situazione continuasse ad andare avanti così, noi saremmo costretti poi ad adottare misure come fermi, proclamazioni di sciopero, fino a chiedere l'applicazione rigorosa del decreto sulla sicurezza, che prevede che se il lavoratore ritiene di vivere una condizione di pericolo per la propria vita può anche sospendere le proprie prestazioni. Le soluzioni? Lavoro a distanza, ferie e congedi al personale non indispensabile, chiusura di settori produttivi non urgenti. Invece, per Enrico Carraro di Confindustria Veneto bisogna continuare la produzione coniugando nel contempo il rispetto della salute dei lavoratori. No, io non sono, affatto d'accordo. La sanità e il comitato scientifico ci chiede, gli scienziati, i sanitari ci chiedono e ci dicono che l'unica soluzione al problema è praticamente muoversi il meno possibile, essere a casa. Ogni giorno ci ripetono che chi è a casa non deve spostarsi neanche per fare il giro dell'isolato. Procrastinare questa situazione vuol dire ancora di più rallentare l'economia di fatto, perché più avanti andiamo e più tardi ripartiamo. Eccoci qua. Allora, avete visto anche le associazioni, i sindacati rivelano non sempre i lavoratori sono tutelati, lo dice anche il presidente della regione Luca Zaia. E per esempio altre domande invece che ci arrivano dai nostri telespettatori. Posso uscire da casa per pagare l'assicurazione e fare revisione auto che scadono? Allora, questa è una cosa di cui non ci siamo occupati nei giorni scorsi. Per il discorso della revisione basta chiamare una delle molte ditte che si occupano di revisioni di auto e vi saprà rispondere, vi diranno guarda, siamo chiusi, non sarà certo quei 2 giorni, però i controlli ci sono e quindi è plausibile che un'auto non revisionata venga fermata, perché comunque i controlli riguardano anche le carte di circolazione, le patenti, tutti siamo sottoposti a controlli più rigidi in questo periodo, quindi una telefonata a un'azienda che fa revisioni è indispensabile. Posso uscire di casa per pagare l'assicurazione? Ci sono molti metodi per pagare l'assicurazione senza uscire di casa. Anche in questo caso una telefonata al vostro assicuratore e lui vi dirà
se hanno l'online, se possono essere pagati con bonifica online, con carta di credito, con assegno, con un qualsiasi, con PayPal addirittura. Ci sono tantissimi sistemi per pagare un servizio senza muoversi di casa. Se proprio siamo senza internet, siamo senza telefono, siamo senza qualsiasi tipo di applicazione multimediale o apparecchiatura che ci permetta di pagare a distanza, ci mettiamo d'accordo, si va e si paga l'assicurazione e poi si viene a casa nel tragitto più breve possibile. Allora, un'altra domanda. Buongiorno, io e mia moglie stiamo in casa in isolamento, come noi lo sono anche altri vicini di casa e parenti, ma ci sono anche tanti altri che non vogliono capire di stare in casa. Quello che mi sta preoccupando di più è che il sindaco del mio comune, nonostante abbiamo sentito che ci sono vari casi di coronavirus, non si fa mai sentire. Non diciamo qual è il comune, che c'è scritto, ce l'hanno scritto i nostri telespettatori, perché insomma non è una notizia verificata. Noi non vogliamo dare notizie che non siano verificate. Allora, lo vediamo, l'abbiamo visto in questi giorni, tantissimi sindaci hanno deciso di usare i social per diffondere informazioni sul coronavirus. I primi cittadini, non appena gli viene segnalato dall'UIS che c'è un caso, 2 casi o più nel comune di competenza, attivano subito i canali di informazione, città di tal dei tali o comune di, o anche i propri canali, perché tantissimi sindaci usano il proprio canale Facebook o Instagram per comunicare con i cittadini e dicono: signori, abbiamo un caso, è in ospedale, è a casa, in isolamento, non c'è niente da preoccuparsi, state tranquilli. Ci sembra strano che in questa cittadina non sia stato attivato questo metodo di comunicazione. In teoria i sindaci avvertono tutti e ci sembra davvero strano. Verificheremo se è vero, perché non è detto che i casi di coronavirus ci siano davvero. Questo è un altro rischio dei social di questi giorni. Diciamo che la comunità social veneta è molto cresciuta, è molto maturata in queste ore durante questa emergenza, e si vedono poche fake news, se ne vedono sempre meno in giro, perché le persone hanno imparato da una parte a capire quali sono le fake news e a eliminare le fonti non sicure, dall'altra a dare solo notizie certificate. Noi ad esempio di Rete Veneta tutto quello che vi diciamo è preso dai canali ufficiali, è preso dalle fonti di informazioni, è preso dalle linee informative di governo, regione, comuni. Tutto quello che diciamo ci viene detto in forma ufficiale, e anche lì capita ogni tanto che scivoli qualche errore, naturalmente non nella parte finale che siamo noi e ne parliamo a voi, ma che qualche comune commetta qualche piccolo sbaglio. Se anche così fosse, ci sarà sempre il tempo di rimediare. Abbiamo anche, rileggiamo un'altra domanda che c'era stata fatta prima. Salve, è possibile che nel caso di emergenze non si possa creare un codice IBAN di 4-5 numeri? È possibile che nessuno ci arrivi? Allora, anche col timore di essere smentiti, ma il codice IBAN è un codice nato appunto per fornire tutti quelli che sono i dettagli di un conto corrente. Ogni parte del codice IBAN, ogni gruppo di cifre identifica qualcosa di quella banca, di quel territorio, di quella dell'ente che va a creare il conto corrente nel quale depositare le somme per beneficenza. E ridurlo a 4-5 numeri è davvero difficile. Noi abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook di Rete Veneta l'IBAN per fare le donazioni alla regione. Fra un attimo, appena sarà possibile, ve lo faremo vedere anche su questo schermo, in modo tale che abbiate il tempo di scrivervi tutti i numeri che compongono quella lunga lista di cifre che identifica esattamente il conto corrente attivato dalla regione per raccogliere fondi per questa emergenza. Eccolo qua, donazioni coronavirus. IBAN, c'è scritto tutto, anche se non è di 4-5 cifre, ve lo lasciamo in modo tale che possiate scriverlo o fotografarlo col telefono. La causale è sostegno emergenza coronavirus, intestato alla Regione del Veneto. Tutto molto semplice, tutto molto immediato, si può fare da casa senza andare in banca, basta avere un home banking o qualsiasi modalità di bonifico online. Ci è stato segnalato che alcune banche trattengono
una cifra che è ritenuta troppo alta per questo tipo di donazione di beneficenza. Ci informeremo davvero se è così e se si può evitare, se si può abbassare le commissioni. Cerchiamo di capire, tanto abbiamo parecchi giorni da passare assieme qui in diretta assieme a voi. Adesso, appena prima di rivedere quello che ha detto Zaia, un'altra proposta di Rete Veneta è quella relativa al tempo libero. Ne abbiamo tutti molto in questo periodo. A casa sono tantissime le persone che una volta fatti fare i compiti dei figli, letto un libro, fatto da mangiare, fatto il disegno con l'arcobaleno, andrà tutto bene, si trovano con le mani in mano a girare i pollici. Naturalmente guardate la diretta in edizione straordinaria di Rete Veneta che vi sta informando di quello che succede in Veneto, ma durante la giornata di Rete Veneta ci sono anche delle possibilità di fare, se non sport, ma almeno movimento, restando comodamente nel salotto di casa propria, davanti alla TV. Sono addirittura 3 proposte e ve le spieghiamo con questo servizio. Compio dei movimenti che coinvolgono il busto, quindi scendo da un lato e subito dopo dall'altro. Per i patiti del fitness, ma pure per gli anziani, gli adulti, tutti costretti a rimanere in casa e che non possono più provare il piacere di uscire per mantenersi in forma, non tutto è perduto. Rete Veneta offre una possibilità di allenamento a distanza. 3 le specialità: Tai Chi alle 7:10, Zumba alle 8:10, ginnastica dolce alle 8:30, tutti i giorni dal lunedì al sabato sul canale 18. Se poi non siete mattinieri, Zumba e ginnastica vengono replicati negli stessi giorni a partire dalle 17:15. Lezioni a distanza con spiegazioni chiare, date dagli insegnanti nello stesso momento in cui eseguono i gesti con il corpo. Cosa vi serve? Televisore acceso sul canale 18 oppure computer sul nostro streaming ben posizionato di fronte, stuoia dove serve o comunque uno spazio libero nel quale muoversi. Una mens sana in corpore sano può sconfiggere il virus. Parola di Maurizio Mantesso, Harold Abro e Patrizia Diotto, i vostri nuovi trainer, allenatori o semplicemente amici della vostra salute, tutti i giorni su Rete Veneta. E anche questo pomeriggio avrete la possibilità di fare un po' di movimento rimanendo nel salotto di casa vostra, perché insomma il tempo deve passare e dicevamo ci sono tante cose da fare, e questo nostro telespettatore ci manda questa foto molto simpatica nella quale non sembra che abbia tanta voglia di fare né Tai Chi né Zumba né ginnastica dolce, e né sembra che abbiano voglia di fare movimento i suoi 2 gatti e il cagnolino che sono in divano con lui. È un modo come un altro di passare del tempo in compagnia dei nostri amici a 4 zampe che, ricordiamo, ed è una domanda che ci fanno molti, si può portare fuori il cane a spasso per le esigenze fisiologiche, non deve diventare una scusa. Magari il nostro amico steso sul divano oggi approfitterà per fare un po' di movimento anche lui con Zumba, Tai Chi e ginnastica dolce quando inizieranno le lezioni su questa emittente fra poco, ma adesso andiamo a rivedere, perché sono tutte dichiarazioni davvero molto importanti, quello che ha detto il presidente della regione Luca Zaia nell'ultima comunicazione ufficiale che è stata fatta assieme ai suoi assessori sull'emergenza coronavirus in Veneto. Sono gli ultimi dati ufficiali che abbiamo e ve li rimandiamo in integrale per i prossimi minuti. Benvenuti, buongiorno a tutti. Alcune brevi comunicazioni. Intanto grazie per essere qua e un ringraziamento per il grande lavoro che state facendo, perché poi questo punto stampa è diventato un appuntamento ormai che è consuetudine per i veneti per avere le informazioni. Diamo intanto i dati del bollettino mattutino: sono 1937 i cittadini che sono positivi, 366 ricoverati, e in terapia intensiva abbiamo 119 persone, quindi 119 pazienti in terapia intensiva, 107 dimessi, quindi abbiamo già 107 persone che escono diciamo guarite dai nostri ospedali, 55 decessi.
Allora, alcune brevi riflessioni. Vedevamo questa mattina i dati e vedendo i dati ne viene fuori che c'è la necessità di fare ancora appello ai cittadini. Non nego che c'è una timida risposta che potrebbe diventare anche importante, positiva rispetto all'atteggiamento che abbiamo tenuto. Ringrazio i veneti per aver ascoltato il mio appello, li ringrazio veramente di cuore. E insomma è innegabile che la sera non ci sia nessuno per strada, che se togliamo il traffico che creano le aziende oggi ne abbiamo un esempio. Io sono venuto in macchina, ho fatto l'autostrada, sono entrato qui a Mestre, a Marghera oggi, l'ho fatta con assolutamente agilità, avrò incontrato 10 macchine da Conegliano a qui. Penso che i veneti stiano dimostrando un grande senso di responsabilità, di civiltà e di solidarietà. E io chiedo ai veneti di fare ancora questo sacrificio, di farlo ancora in maniera più severa, perché anche questa mattina in un incontro che abbiamo avuto... Che problema c'è? Scusate, anche questa mattina dall'incontro che abbiamo avuto... No, ma si sente. Anche questa mattina dall'incontro che abbiamo avuto con i massimi esperti, diciamo epidemiologi, coloro che studiano i virus, ne viene fuori che il tema della cura vera è quella dell'isolamento fiduciario. Siccome non sappiamo chi sono i portatori, fra virgolette, sani, cioè gli asintomatici che riescono a contagiare a loro volta 2,4 persone a testa, che a loro volta contageranno 2,4 persone a loro volta, capite che cresce la popolazione e cresce la diffusione del contagio. Per questo motivo dico, restate in casa, evitate di uscire se non ci sono validi motivi che sono quelli lavorativi o dei problemi, diciamo, indifferibili. Evitiamo, adesso il tempo per fortuna ci aiuterà, questo fine settimana non sarà bello, è brutto dire così, evitiamo tassativamente le passeggiate, l'appello che faccio ai veneti, stiamo andando verso il fine settimana, le passeggiate nel lungomare o altre robe del genere, perché comunque trasportate il virus. E noi dobbiamo fare in modo che questo non accada. Quindi veramente un appello a tutti, siamo nel weekend, mi sento di dire fortemente evitate di fare, lo dico ogni volta, la cena di condominio, la divanata di condominio per vedere la televisione tutti assieme, la tombola, le carte, insomma tutte queste attività che non si fanno. Bisogna che i nuclei familiari restino quelli storici, in maniera tale che non si dia modo al virus di diffondere. Guardate che per assurdo, dobbiamo dirlo ai veneti, se il virus si trovasse da solo e non trovasse più un ospite nel quale entrare, cioè un corpo umano nel quale entrare, il virus sparisce con velocità. Allora vi chiedo questo impegno, io penso che verosimilmente nel giro di 2 o 3 giorni avremo già l'esito del lavoro che stiamo facendo i veneti e io, guardate, sono sicuro che se continuiamo così quella maledetta curva che abbiamo nell'algoritmo con le proiezioni, che sappiamo che si può solo modificare con l'aiuto di tutti i veneti, perché i veneti sono la vera cura contro il coronavirus, e con la curva sono sicuro che inizierà a discostarsi da quella che è la proiezione. Discostarsi vuol dire lasciarci più tempo per curare i veneti ammalati, evitare di intasare gli ospedali e ovviamente far trovare un letto libero per tutti. Questo è quello che vi dico e veramente vi prego di seguire con attenzione tutte queste attività. Noi ci stiamo attrezzando con gli ospedali, con l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottacin, abbiamo visto anche stamattina il piano degli ospedali che vi presenteremo. Ovviamente è sempre in evoluzione perché comunque gli indicatori sono quelli di una prudenza estrema. Voglio ricordarvi che qualcuno ha visto che stiamo ripulendo e stiamo riattivando i vecchi ospedali. Lo facciamo ma con l'ottica ovviamente di avere prudentemente e sapientemente un magazzino, o meglio una disponibilità di letti accessori, ma nel piano troverete anche questo, però è impensabile pensare che pazienti Covid, pazienti coronavirus possono andare in strutture che sono dismesse da anni, dove non ci sono impianti, dove non ci sono attività utili per curarli. Faccio un esempio. Il paziente coronavirus, a differenza degli altri pazienti in terapia intensiva,
tira ossigeno 20-30 volte in maniera più importante di un paziente in terapia intensiva normalmente. Cosa significa? Che ci vogliono impianti degni di questo nome per l'ossigeno, perché altrimenti c'è la laminazione, come si dice tecnicamente, e gli impianti si congelano, non passa più l'ossigeno. Quindi voi capite che è impensabile utilizzare vecchie condutture di vecchi ospedali. Ovvio che teniamo, ovviamente, stiamo riattivando anche vecchie strutture perché potrebbero servirci per delle medicine, per altre attività che dobbiamo garantire come cura ai cittadini. Noi vogliamo fino in fondo non sospendere le cure. Vi ricordo che ieri abbiamo dato la lista delle attività che vanno in riduzione, ma il che significa che noi teniamo ancora aperte le sale operatorie per gli oncologici, per gli urgenti, il materno infantile non viene toccato. Oggi una signora mi ha scritto e mi ha detto: ma è stata annullata la mia ecografia di controllo e sono una donna incinta. È grave che sia stata annullata, tanto è vero che vogliamo capire per quale motivo e per quale errore. Potrebbe essere perché forse l'operatore che doveva fare l'ecografia è positivo al coronavirus e quindi è in isolamento fiduciario, ma staremo a verificare. Niente panico rispetto al fatto che gli ospedali riescono a dare servizi, però questo accade solo se tutti ci mettiamo d'impegno. Se non ci mettiamo d'impegno, gli ospedali si intaseranno e a quel punto non ci saranno letti per tutti. Questo è quello che vi voglio dire. Faremo delle scelte importanti ovviamente sugli ospedali, cercheremo ovviamente di fare scelte prioritariamente dedicate a questi pazienti, perché se avremo il picco della curva noi dobbiamo essere in grado di garantire le terapie intensive e semi-intensive in maniera performante. Altro aspetto che vi voglio affermare sono due cose che voglio ricordarvi. La prima è quella che, siccome mi scrivono in tanti rispetto alle aziende, a me risulta dalle informazioni che abbiamo che hanno fatto un tavolo a livello nazionale, sindacati, quindi parti sociali, governo e mondo datoriale, e mi sembra di aver capito dalle informazioni che hanno confermato un'intesa sui dispositivi e su quant'altro. Lo dico perché molti cittadini sono ancora convinti che questa sia una facoltà della Regione. Non è facoltà della Regione chiudere le aziende e chiudere le scuole. Non è facoltà della Regione chiudere le aziende e chiudere le scuole. Il mio pensiero è che se non sono garantite al 100% le tutele sanitarie ai lavoratori, le aziende debbono essere chiuse. Ve lo riscandisco. Se i lavoratori non hanno la certezza di avere la messa in sicurezza, le aziende debbono essere chiuse. E quindi questo è un invito al mondo degli imprenditori, che so essere attento e responsabile in questo momento, di attivare ogni misura per mettere in sicurezza i lavoratori. Abbiamo poi nell'ambito delle imprese, lo dico a quelli che con molta facilità parlano senza ragionare, abbiamo nell'ambito delle imprese che non potranno chiudere mai. E sono quelle dell'agroalimentare, sono quelle del biomedicale, sono quelle dell'industria farmaceutica, che sono vitali per noi, e conseguentemente anche tutte quelle della logistica che assistono queste imprese. Ma la Regione del Veneto e le regioni italiane non hanno la possibilità di chiudere imprese. Vi ricordo anche che gli accordi con il governo sono utili tali per cui si possono attivare gli ammortizzatori sociali da un dipendente in su, si possono attivare tutte le misure di tutela e ovviamente tutto quello che è previsto per le imprese. Altro aspetto che vi voglio dire rispetto alle attività, c'è l'assessore Lanzarini, intanto le do queste che sono le misure che dovevi dire, delle nuove misure, diciamo le nuove regole per identificare. Nel frattempo io vi dico un'ultima roba, e quindi dopo l'assessore magari vi darà lettura anche delle attività che hanno fatto, era rimasta in mezzo alle mie carte. I tamponi. Guardate, noi non accettiamo lezioni da nessuno, perché siamo quelli che sono stati accusati per i tamponi. Io sono quello che ha voluto tamponare tutti i cittadini di Vo, oggi Vo è un case history. Vi dico che abbiamo fatto 29.000 tamponi a un'ora fa, adesso saranno già 30.000. Siamo la comunità che ha fatto più tamponi a livello mondiale. Vi diamo dopo una tabella nella quale il Veneto è primo, poi il secondo paese, visto considerato che vedo in qualche articolo, in qualche riflessione giornalistica che tutti citano la Corea. La Corea viene dopo di noi, Veneti,
Poi questi sono dati ufficiali. Poi c'è l'Islanda, e l'Islanda si inserisce come terzo posto per ovvi motivi, perché è piccola e facile da tamponare velocemente, la Lombardia, poi la Cina e dopo la Norvegia. Poi vediamo anche questa tabella, il dottor Parmegiani ce l'ha, ve la distribuisce, e vedete che il numero di tamponi per milione di abitanti, e il primo posto è il Veneto con 4.817 tamponi ogni milione di abitanti. Questo per dire che noi la politica dei tamponi, ve lo ripeto, la vogliamo portare avanti. Abbiamo un progetto che presenteremo la prossima settimana di ulteriore aggressività rispetto ai tamponi. Avviso già i cittadini che faremo anche dei tamponi on the road, cioè li faremo fuori dai supermercati, al personale dei supermercati e altri, perché più positivi identifichiamo e più ne isoliamo, meno diffusione del virus abbiamo. Per ora questo sistema ci ha premiati, continueremo così. Ultimo aspetto, faccio anch'io appello a tutte le forze politiche affinché ci sia un lavoro di squadra. Noi lo stiamo facendo in assoluto, evitiamo ogni polemica, vedo che si sta lavorando, lo dico, mi rivolgo soprattutto a noi amministratori. Ringrazio tutti gli amministratori del Veneto che hanno dimostrato equilibrio, stabilità e senso di responsabilità. Tutti noi avremmo qualcosa da dire, no? Tutti noi, non solo il mondo degli amministratori della politica, anche i cittadini. Penso che in questo momento sia necessario chiudere le fila e lavorare tutti per lo stesso obiettivo. Lo dico perché non è facile neanche per noi lavorare e dedicare magari tempo prezioso a polemiche, polemichette o quant'altro. Non vogliamo fare i martiri, non siamo infallibili, non abbiamo la pietra, la sfera magica in mano, non abbiamo la pietra della verità, però possiamo dire che è fondamentale che si capisca che stiamo costruendo un percorso. Quando abbiamo iniziato questa vicenda, questa avventura triste, non esistevano linee guida. Vi faccio solo un esempio e scrivetele ste robe, che se qualcuno oggi venisse da noi a chiederci noi abbiamo in arrivo il coronavirus, che indicazioni mi dai? Guardate, io direi come indicazione attrezzati con le terapie intensive, l'avete capito tutti, no? Noi siamo arrivati a inizio emergenza, durante l'emergenza e tutto, e nessuno ce l'ha detto, ma abbiamo dovuto renderci conto strada facendo di questo, come la partita dell'ossigeno che fa gelare i tubi piuttosto che altre attività. Per cui qualcuno dice che è stata importante l'esperienza della Cina. Ho l'impressione che per qualcuno sia stata importante per andare in televisione e basta, visto e considerato che a noi grandi indicazioni poi non ce ne sono arrivate. Anzi, qualcun altro fa il bilancio delle dichiarazioni del governatore piuttosto di qualche altro collega e dice diceva che era simile influenzale, poi hanno detto no panico, poi ecco, tutte queste cose le abbiamo sempre dette in base a quello che ci veniva detto dalla comunità scientifica. Non è una giustificazione, rifaremo tutto quello che abbiamo fatto, però è un percorso che abbiamo fatto assieme a voi e voi siete stati testimoni di quanto sia stato impervio questo percorso, che ad oggi premia la Regione Veneto per le scelte che ha fatto. Domani è un altro giorno. Passo la parola all'assessore Bottacin e poi all'assessore Lanzarin per le misure. Sì, io cedo il posto a Bottacin. Non ha fatto l'altro giorno. No, ma io cedo volentieri. Sono bravi i miei assessori. Velocemente, noi garantiamo il supporto in modo particolare logistico e a tutto quello che serve per la sanità e per le amministrazioni comunali. In questo momento abbiamo 187 squadre, quindi centinaia di volontari che sono sparsi sul territorio, che stanno operando su diversi fronti, dall'informazione alla popolazione, al trasporto di materiale sanitario, ma non solo. Abbiamo montato... Sei lento? Abbiamo montato già 88 tende presso le principali strutture ospedaliere, ne abbiamo altre oltre 55 mi pare, ma ne abbiamo recuperate anche altre 40 che sono in viaggio, stanno arrivando a Padova grazie appunto con i mezzi dei volontari della protezione civile. Garantiamo anche supporto alla sanità nelle operazioni di pre-triage fuori dagli ospedali e supporto agli aeroporti attraverso la Croce Rossa in modo particolare, ma anche altre associazioni di volontariato.
e garantiamo il supporto anche come diceva il Presidente, nei sopralluoghi di verifica di eventuali aperture di ospedali nel piano che sarà presentato penso nei prossimi giorni. Grazie. Assessore Lanzarin. Sì, allora, come diceva il Presidente, siccome abbiamo visto che l'arma più vincente che noi possiamo avere è quella del contenimento, i servizi i dipartimenti di prevenzione già da ieri insomma, hanno dato indicazioni appunto rispetto alle indagini epidemiologiche che ogni quindi Dipartimento di Igiene Pubblica su ogni USL e rispetto appunto alle persone a cui fare i tamponi, allargando quindi lo spettro e la rete, come diceva il Presidente, non solo più ai contatti diretti ma anche agli contatti occasionali. Questo perché abbiamo visto anche dal progetto che è stato fatto a Vo, quindi il secondo giro di tamponi, che sono stati trovati 8 persone positive asintomatiche che quindi non sapevano di essere positive ma continuavano a girare, quindi isolare queste persone e poi una volta trovate metterle in isolamento fiduciario a casa permette di contenere il contagio e quindi già i servizi di prevenzione stanno facendo queste operazioni cercando di allargare quindi i cerchi, quindi per cerchi diciamo anche concentrici rispetto appunto al contatto iniziale, quindi non solo i contatti diretti ma anche i contatti occasionali. Come diceva il Presidente, poi stiamo ragionando anche su categorie specifiche di persone e quindi quelle che possono essere più esposte, più a contatto con la popolazione, sempre nell'ottica di contenere e di creare questa cortina di protezione rispetto alla diffusione del virus. Un'altra cosa vi annuncio, noi da ieri abbiamo proceduto a inviare ai sindaci, perché sono loro che per competenza i nominativi dei positivi nel proprio comune. Questo perché chiaramente ci devono aiutare in quello che è il sistema appunto di isolamento fiduciario, poi noi facciamo, voi sapete, quando c'è appunto l'isolamento fiduciario con assistenza attiva, le chiamate una volta al giorno per capire la misurazione dei sintomi e quant'altro, ma i sindaci, quindi le comunità diventano importanti, non solo perché possono conoscere, quindi capire se ci sono comportamenti anomali e non consci, ma anche per, se questi sono anziani, hanno bisogno, non so, che qualcuno gli porti la spesa, che qualcuno gli porti i farmaci, eccetera, non si muovono di casa, quindi anche per mettere in atto tutte quelle azioni che sappiamo e quindi è l'occasione anche per ringraziare insomma i tanti volontari, le associazioni di volontariato, i giovani insomma che abbiamo visto portano la spesa alle persone anziane che sono a casa, insomma credo che sia un bel segnale, un bel gesto che ancora insomma mette in evidenza come il nostro sia una regione fortemente insomma solidale ma soprattutto con il volontariato nel DNA. Queste sono le cose principali, mi sembra sottolineare. Volevo infine ricordare di ringraziare, e lo faccio a nome di tutta l'amministrazione, penso anche a nome dei veneti, tutti i sanitari, tutti coloro che lavorano, non smetteremo mai di ringraziarli anche perché insomma, la situazione è tragica, è pesante, non vorrei che qualcuno pensasse che questa, siccome c'è sempre qualche terapiattista, qualche complottista che pensa che questa sia tutta una farsa, purtroppo non lo è. Il numero dei morti ce lo dice quotidianamente che non è una farsa, perché quando tu hai 55 persone che sono decedute a causa di questo virus te la dice lunga. Noi continuiamo ad andare avanti, continuiamo con la sperimentazione, vi ricordo che dalla prossima settimana siamo nel vivo della sperimentazione del nuovo farmaco, continuiamo ad andare avanti con anche incontri peraltro con la delegazione di medici cinesi che hanno vissuto l'esperienza di Wuhan, perché è fondamentale capire anche loro che osservazioni hanno. È tutto un lavoro che, ve lo dico con sincerità, io speravo l'avessero fatto in maniera preliminare quelli che dovevano farlo, ma a questo punto ne prendiamo atto e capiremo fino in fondo se c'è qualche altro accorgimento. E infine i materiali. Allora, i materiali, voi vedete che siamo senza mascherine, io dico sempre che utilizziamo la mascherina, chi ce l'ha fa bene a utilizzarla. E io dico per un fatto anche di solidarietà, lo dico finché non riesco a mettere in piedi un sistema per cui mettiamo nelle condizioni i veneti di utilizzarle, cerchiamo di dare anche questo segnale. È ovvio che la mascherina serve,
è ovvio che la mascherina serve. Mascherine non ce ne sono. Noi stiamo comprando dal Sudafrica, dall'America Latina, dall'India, ma adesso chiudono le frontiere, dalla Cina, dappertutto, però con moltissime difficoltà. Ovviamente le compriamo per rifornire i nostri sanitari, questo è fondamentale. Vedo che qualcuno si avventura a dire che non ci sono le mascherine perché non ci siamo preoccupati, e spiegateci perché non c'è nessun negozio che riesce a dare mascherine, spiegateci perché tutti i paesi del mondo non trovano mascherine. Tant'è vero che ci stiamo attrezzando per fare in modo di vedere se riusciamo a produrre qualcosa di innovativo da buoni veneti in alternativa a quello che non c'è. E questa è la triste verità. Mancano respiratori. Questa notte abbiamo forse trovato una fornitura di respiratori meccanici che salvano la vita in Svizzera. Mancano attrezzature di vario genere, quindi sappiate che l'emergenza è un'emergenza mondiale, è una pandemia. Avete visto che ieri anche gli Stati Uniti hanno dichiarato lo stato di emergenza. Vedete che un po' come i tappi delle bottiglie che saltano, paese dopo paese dichiarano lo stato di emergenza, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania e così via. Quindi mettiamoci nell'ordine d'idea di capire che adesso siamo durante il mare grosso, cioè la nostra nave arriverà in porto, salverà i veneti e lo faremo bene, però adesso avremo mare, quindi restate a casa, non andate fuori, fate tutte le attività che si possono fare in casa, ma non evitate in maniera tassativa di avere contatti. Fidatevi, perché questa indicazione ci salverà la vita. Eccoci ancora in diretta, come vedete al 340 3218 329 arrivano molte fotografie, molti video vostri, li facciamo vedere velocemente. Balcone da San Giovanni Lupatotto di Federica, qui c'è Thor, che penso che sia il cane ovviamente, poi qui c'è Andrà tutto bene, questo arriva appunto da un classico, da un cortile, si vede da un cortile, da un giardinetto di casa. Andrà tutto bene, firmato Alissa. L'andrà tutto bene, questo è da Enego. Andrà tutto bene al balcone di casa, qui non so da dov'è, ma voi vi riconoscerete di sicuro, bravi e simpatici. Questo è Tezze di Arzignano, qui Unione Ciclistica Romano, Andrea, andrà tutto bene, e qui insomma c'è tutta la famiglia a casa, un saluto a voi. Qui c'è un po' di deserto, se riconosco è giusto è Castelfranco, esatto, è Castelfranco. Bravi, tutti a casa che rispettano le norme. Cosmesi, come si vive in quarantena, cani e gatti. Io resto a casa, anche qui cane, bellissimo. Gatto convinto di restare a casa e chi lo muove da qui. Mangiamo italiano anche dopo, però Italia first. Sì, anch'io stavo pensando, anche quando vado a fare i miei rifornimenti al supermercato, adesso sto attento, prendo solo roba italiana, nient'altro che italiano, soprattutto visto come ci hanno trattato alcuni paesi. Questa bellissima bambina penso, neonata, sì, che ha pochissimi mesi, anche qui andrà tutto bene con il suo arcobaleno. Eccola qua, nipote con cartello, andrà tutto bene. E qua una lunghissima bandiera italiana, disposta correttamente, l'alto in alto, il verde in alto, il rosso in basso, anche questo è importante, bravi. Ed è un andrà tutto bene a Pescantina, eccolo qua. Intanto vi leggo anche, oppure faccio il collegamento, direi che a questo punto lancio la pubblicità, direi che è la cosa migliore, poi dopo ci attiviamo per un collegamento in diretta.